è passato nel suo ministero. E parlando con Lussu dà delle giustificazioni molto interessanti. Noi non abbiamo potuto metterle tutte nella canzone, sennò diventava un romanzo, ma sono molto interessanti perché sono esemplari anche questa volta, come nell'anno sull'altipiano, di una certa italianità. Il pezzo si chiama Il paese dei Voltagabbana. L'onorevole Pietro Dal dei Tali era l'antifascista più severo. Lui Mussolini voleva farlo fuori, poi dopo brevi tormenti interiori è entrato nel suo primo ministero. Benvenuti al paese dei Voltagabbana, delle puttane vergini, dei compromessi e degli asperges. Noi teniamo famiglia, buoni ma fessi no, siamo pragmatici come il paguro dentro la conchiglia. In politica tutti hanno una maschera, mi dice Pietro, ma in fondo quel che conta, sai, è il pensiero, non è stato leggero. Lasciare i miei amici mi è costato, l'ho fatto per il bene dello Stato. Mi son chiesto da duro oppositore che scalcia e punta i piedi sarò utile, o invece è meglio che sfrutti il mio valore per dare un contributo alla nazione. E ho preso la sofferta decisione. Benvenuti al paese dei Voltagabbana, delle puttane vergini, dei compromessi e degli asperges. Noi teniamo famiglia, buoni ma fessi no, siamo autoironici come il moscone dentro la bottiglia. Ma coerenza è la realtà. La realtà è sempre coerente, scandisce Pietro con un sorriso scaltro. Del resto, se non lo facevo io, l'avrebbe certo fatto qualcun altro. Benvenuti al paese dei Voltagabbana, delle puttane vergini, dei compromessi e degli asperges. Noi teniamo famiglia, buoni ma fessi no, siamo flessibili come l'anguilla dentro la fanghiglia.